Viva San Marco, viva Venezia, viva le terre venete, realtà plasmate dalla fede cristiana attraverso la presenza dell'Evangelista. Nel suo messaggio per la festa patronale di San Marco, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, si rivolge non solo ai veneziani, ma anche a tutti gli uomini e le donne delle terre venete. Secondo il patriarca, occorre avere, nel mondo di oggi, lo stesso sguardo dell'Evangelista. Il 25 aprile ci ricorda questa figura per noi così cara, così amica, così di famiglia, di casa. Nello stesso tempo ci ricorda anche una giornata importante nella storia recente dell'Europa e dell'Italia. Una giornata che ha segnato il termine del sacrificio di tante persone per la libertà. Dopo aver presieduto la solenne messa nella Basilica Cattedrale di San Marco, trasmessa in diretta su Antenna 3, il pensiero del patriarca va anche alla festa civile della liberazione e alla guerra civile, tutt'oggi combattuta in Ucraina, nel cuore dell'Europa. E allora la libertà cristiana, la libertà del Vangelo, la libertà di una città, la libertà di un popolo ci stanno particolarmente a cuore, soprattutto in questo periodo in cui viviamo il dramma di una guerra, le sofferenze di un popolo. E allora chiediamo all'Evangelista di aiutarci a saper guardare con quella dimensione, con quella profondità che va oltre i drammi ma non sottovaluta i drammi. Buona festa a tutti di San Marco, confidiamo nell'intercessione dell'Evangelista un ricordo affettuoso di tutti.